farmacista 37enne trovata morta ieri sera in casa, suicida nella notte. Lo zio Giallo a Castelfranco, indagano i carabinieri, si attende l'esito dell'autopsia. Dalla Marca Trevigiana al Bellunese cresce a dismisura il focolaio Covid di cittadini stranieri rientrati dai Balcani. Già oltre 260 positivi non avevano rispettato l'obbligo di quarantena e tampone. L'ULSS pronti a denunciare. E cresce la preoccupazione dei sindaci che si rivolgono alle comunità macedovi e rinnovano l'appello per il Vax Day di sabato a Mogliano e Paderno del Grappa. Lite tra due cittadini marocchini rischia di trasformarsi in tragedia nella notte a Monigo. 35enne ferisce al volto con un coltello un 57enne, arrestato. Commerciante minacciato da stranieri in via Roma decide di chiudere il negozio. Non mi sento tutelato, voglio solo poter lavorare, dice. Risponde il sindaco Conte, pronta una nuova ordinanza anti-alcol. 2 nuove rotte Ryanair. Dall'aeroporto Canova di Treviso si potrà volare a Lanzarote e Bucarest. Turismo nella Marca in ripresa. Oggi è la giornata mondiale del cane. Siamo stati al rifugio EMPA di Ponzano, dove oltre 100 cani aspettano una famiglia che li accolga. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con il giallo di Castelfranco Veneto. Una farmacista di 37 anni, Serena Fasana, è stata trovata morta ieri sera in casa dal compagno. Dramma, nella notte lo zio si è tolto la vita buttandosi da un ponte. Proseguono serrate le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo per capire come sia morta Serena Fasan, la farmacista di 37 anni trovata priva di vita all'interno di questo appartamento al piano terra di via Ponchini a Castelfranco Veneto. A trovare il corpo è stato il compagno della donna, Matteo Piva, ieri nel tardo pomeriggio, allarmato perché non rispondeva al telefono. Appena entrato in casa ha trovato la 37enne riversa a terra in corridoio. Nella cameretta dormiva il figlioletto della coppia di 2 anni. Inutile l'allarme al 118 lanciato dal compagno. Medico e infermieri del SUEM non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Una morte che lascia sgomenti. Guardi, veramente sono distrutto. Io stanotte non ho dormito un minuto. Era una persona buonissima. Aiutava tutti chi che aveva bisogno. Le voleva tanto bene al suo bambino e anche a suo marito. E nella notte al dramma si è aggiunto un altro dramma perché è stato rinvenuto il cadavere dello zio della donna di 55 anni, Simone Fasan, morto suicida dopo essersi lanciato dal ponte sul torrente Astego a Pieve del Grappa. Forse una tragica coincidenza, forse l'uomo non ha sopportato la morte della nipote, di certo da tempo soffriva di alcune fragilità. Le indagini dovranno chiarire anche gli aspetti di questa vicenda e capire se ci sono correlazioni. L'attenzione degli inquirenti fin dal primo momento si è concentrata sullo stato dell'appartamento, dove però non sono emersi segni di effrazione nella porta o nelle finestre. Si esclude in questo modo l'ipotesi della rapina finita male. Si è propensi a pensare che il decesso possa essere stato causato da un malore, ma per i carabinieri per ora ogni ipotesi è aperta. Al momento sul corpo della donna non sono stati riscontrati segni che possano far pensare ad una morte violenta, ma ora sarà fondamentale l'esito dell'autopsia. Indagine a questo punto indispensabile per chiarire le cause del decesso della povera mamma, molto nota in città anche per il suo lavoro di farmacista alla Fonte della Salute, dove a ricordarla è il suo titolare. Io l'unica cosa che sto facendo con i miei colleghi è di superare questo dolore e di cercare di ricordarla e di renderle onore per quello che lei è stata. Ed oggi abbiamo raggiunto al telefono Matteo Piva, il compagno di Serena Fasan. Chiuso nel suo dolore, Matteo Piva si è rifugiato a casa di Francesco e Laura, i nonni materni del figlioletto di 2 anni. La famiglia Fasan non può ancora credere a quanto è accaduto a Serena, una donna felice che godeva di buona salute, come racconta lo stesso compagno raggiunto al telefono. Per quello che capito si parla di un'epilessia perché aveva i denti stretti e... Ma Serena stava male da tempo, aveva dei problemi di salute? Assolutamente no. Stava benissimo. Infatti
non so se aveva epilessia, mi chiedo come che poteva essere così forte, perché... Sulla gola della 37enne, trovata morta nella sua casa a Castelfranco Veneto, sarebbero state rinvenute delle tracce lasciate dalle mani di qualcuno che forse ha tentato di rianimarla. A dirlo un primo esame sul corpo della donna, cui seguirà a stretto giro l'autopsia disposta dal pubblico ministero Mara De Donà. Chi è che ha soccorso Serena? Io? Un medico? Dopo? Sì, io è arrivato dopo suo papà, dopo è arrivata l'ambulanza. E il medico e i medici cosa hanno tentato di fare? E niente, massaggio cardiaco, poi hanno tirato fuori un macchinario strano, non so, con una cannetta che andava dentro, per vedere se poteva fare, penso, l'elettroshock, ma era già morta. Matteo, senti, abbiamo saputo che stanotte si è ucciso anche Simone Fasanna, suo zio. Sì. Ma c'è una correlazione oltre al dolore? No, per il momento no. Per il momento no. Ma che rapporti aveva tua rapporti tranquilli, una famiglia tranquilla. In tanti hanno in queste ore portato la vicinanza a Matteo Piva. Fuori del pub dove l'uomo lavora, qualcuno ha messo una rosa bianca. Aspettiamo questa autopsia, che sono curioso, perché voglio capire. Focolaio Covid al rientro dai paesi balcanici sale a 216 il numero di positivi, 13 ricoverati, 3 dei quali in terapia intensiva. Nessuno era vaccinato. Il direttore dell'ULSS Benazzi: molti non hanno fatto la quarantena e il tampone previsto per chi torna da questi paesi. Stiamo valutando la segnalazione alle autorità per le sanzioni. Abbiamo 216 casi, quindi tanti. Cresce a dismisura nella Marca il focolaio Covid generato da cittadini di rientro dalle ferie dall'area balcanica. Sale a 135 il numero di positivi della Macedonia del Nord, ai quali se ne aggiungono altri 52, 23 di rientro dal Kosovo e 29 dall'Albania. La realtà più impegnativa, più importante è quella di Pieve di Soligo con 71 casi e quella minore, Treviso, con 27 casi. 13, tutti non vaccinati, sono ricoverati in ospedale e 3 di 27, 37 e 72 anni in terapia intensiva. Complessivamente nella Marca sono 51 i ricoverati per Covid. Purtroppo in tutta questa popolazione non vaccinata i tempi di degenza sono molto lunghi. I tracciatori dell'ULSS 2 sono al lavoro alla ricerca dei contatti di queste persone rientrate dai Balcani in pullman o con mezzi propri, senza rispettare le misure anti-Covid e soprattutto senza fare la quarantena di 5 giorni ed il tampone previsti dalla normativa. Sono rientrati dalla Macedonia, avevano l'obbligo di fare il tampone prima di ritornare ovviamente nel mondo lavorativo o anche nella loro abitazione. Purtroppo non l'hanno fatto, quindi hanno disatteso una norma, tanto che verso qualcuno noi saremo portati a fare una segnalazione alla pubblica autorità, in modo tale poi da arrivare anche a una sanzione amministrativa. L'appello dell'azienda sanitaria a tutti coloro che sono rientrati da questi paesi è di recarsi a fare il tampone, anche perché si tratta di persone che lavorano e potrebbero quindi diffondere ulteriormente il contagio ai colleghi o, nel caso di badanti, agli assistiti. Solo consiglio noi possiamo dare alle famiglie che ricevono poi le badanti è quello di chiedere loro il Green Pass, in modo tale da essere, protetti loro, il loro anziano se è vaccinato oppure perché non si è vaccinato per motivi di salute, e di conseguenza quindi richiedere il Green Pass garantisce a chi dà il datore di lavoro una tranquillità per quanto riguarda la trasmissione del contagio. E si stanno rivolgendo alle comunità macedoni anche i sindaci del territorio, che in Pedemontana e a Mogliano si stanno occupando anche degli Open Day previsti sabato per i non vaccinati. Sono un po' preoccupato perché spesso si fa fatica a raggiungere con la comunicazione queste comunità che sono all'interno della città, ma sono un po' chiuse. Noi comunque stiamo lavorando per informare tutti questi macedoni che sono rientrati delle procedure da rispettare assolutamente.
Anche i sindaci della Marca stanno scendendo in campo per informare le comunità di immigrati di rientro dai paesi d'origine sulla necessità di effettuare il tampone, così come previsto tra l'altro dalla legge per chi ritorna da buona parte dei paesi balcanici. I timori per un focolaio che si allarga a macchia d'olio non mancano, e questo nei giorni in cui alcuni comuni sono impegnati con l'ULSS 2 a organizzare degli open day per la vaccinazione diretta dei residenti non ancora immunizzati. A Mogliano l'appuntamento è quello di sabato agli impianti sportivi con il supporto operativo tra gli altri degli Union Pro 1928. Ma poi abbiamo coinvolto per l'organizzazione la Proloco, la Protezione Civile, l'Associazione Nazionale Carabinieri, e tutta la macchina è pronta. Soprattutto ai giovani è importante vaccinarsi, perché è l'unica strada per uscirne. Ma l'attenzione principale è rivolta a un altro open day, quello che si terrà sempre sabato a Paderno del Grappa, e rivolto ai residenti dell'area pedemontana, dove la percentuale di vaccinati è la più bassa della provincia. Per il sindaco di Pederobba un fenomeno che ha delle spiegazioni. Purtroppo chi di mestiere fa il medico o fa l'infermiere o in qualsiasi ruolo che ha nella sanità non ha dato un messaggio univoco alla cittadinanza. Ognuno ha voluto dire la sua, magari perché vuole emergere sulle cronache. Da qui l'appello ad approfittare dell'accesso diretto. Stiamo vivendo un'emergenza da troppo tempo, di conseguenza ognuno dovrebbe prendere coscienza di questo e comportarsi di conseguenza. Dobbiamo avere rispetto per la nostra salute, ma soprattutto per quella degli altri. La cronaca: una violenta aggressione tra due cittadini marocchini ha rischiato di trasformarsi in tragedia la scorsa notte nel quartiere di Monigo a Treviso. Un uomo di 35 anni senza fissa dimora ha ferito al volto con un coltello un connazionale 57enne per darsi poi alla fuga però che è durata poco. Il giovane è stato trovato poco dopo da una pattuglia dei carabinieri di Treviso in collaborazione con una volante della questura. Il 57enne è stato portato al pronto soccorso, per lui una prognosi di 15 giorni. Il 35enne, che aveva ancora con sé il coltello utilizzato per ferire il connazionale, è stato portato nel carcere di Sant'Apona. Commerciante minacciato da stranieri in via Roma decide di chiudere il negozio e, assistito dall'avvocato Crea, presenta denuncia. Non mi sento tutelato dalle istituzioni, dice, voglio solo poter lavorare tranquillo, risponde il sindaco Conte. È pronta una nuova ordinanza anti-alcol. In sostanza sono stato avvicinato da un extracomunitario dove insinuava che io devo smettere di fare video e di chiamare la polizia. Rabbia, esasperazione, è ancora scosso e preferisce non essere identificabile il commerciante di via Roma, che l'altra sera è stato affrontato da un gruppo di stranieri dopo un blitz delle forze dell'ordine in un locale della zona. Prima una sola persona, poi in parecchi l'hanno accerchiato accusandolo di aver chiamato le forze dell'ordine. Da solo contro 4 o 5, intorno ce n'erano altri 15, ben poco si può fare. Ho solamente detto che a me non interessava della loro posizione, a me interessava solo poter lavorare serenamente, e visto che è da 15 anni che ho l'attività, anche quasi forse 20, che ho l'attività in quella zona, volevo solamente continuare a lavorare. L'uomo cerca di salire in auto e viene nuovamente accerchiato. È spuntato un altro soggetto più alto, il quale mi ha intimato dicendomi che io, se voglio continuare a lavorare lì, devo sottostare a loro, sottostare a quello che fanno, che dicono loro. Aiutato dai dipendenti stranieri di un altro negozio, il commerciante, esasperato, ha paura di ritorsioni ed ha deciso di chiudere l'attività. Oggi si rivolge alle istituzioni, a partire dal comune, per chiedere sicurezza. Io sono costretto a chiudere per sempre. Sono costretto perché non sono tutelato. Risponde il sindaco Conte. Continueremo a rafforzare la presenza delle forze dell'ordine nel territorio. Mi confronterò anche con il questore e con il prefetto, perché chiederò appunto che ci sia un ulteriore sforzo da parte di tutti per risolvere anche queste piccole questioni. Però devo dire che adesso in queste ore emetterò un'ordinanza stop alcol per un'attività commerciale specifica gestita dai cinesi, e quindi insomma continueremo a fare tutto quello che possiamo fare, proprio perché l'obiettivo nostro è quello di alzare il livello anche di percezione della sicurezza.
Sull'emergenza Afghanistan, proprio nel giorno in cui si contano le vittime dell'attentato all'aeroporto di Kabul, è tornato a parlare il presidente di ANCI Veneto Conte, che ha riferito come i comuni in regione abbiano dato disponibilità a mettere a disposizione un centinaio di posti per l'accoglienza a chi è scappato dal regime talebano. Nonostante ancora non ci siano numeri ufficiali forniti dalla prefettura né indicazioni sui luoghi dove saranno accolti, per Treviso si parlerebbe di poche unità, ha dichiarato il sindaco, verosimilmente di 2 nuclei familiari. Conte ha inoltre ribadito come l'emergenza umanitaria non debba essere gestita sulle spalle delle amministrazioni locali, gravate già dall'emergenza sociale determinata dalla pandemia. Andiamo ora all'aeroporto Canova di Treviso. Ryanair annuncia 2 nuove rotte per l'autunno prossimo dall'aeroporto Canova, che rappresenta uno scalo strategico e sicuramente importante per il potenziale, per le eccellenze paesaggistiche, artistiche e dei prodotti che il territorio trevigiano offre. La Ryanair dirotta su Treviso e lo fa con 2 nuove tratte attive a partire dal 1° novembre verso Lanzarote nelle Canarie e Bucarest, andando ad incrementare le rotte che salgono a 43 verso oltre 20 paesi. Treviso sarà anche oggetto, insieme alle bellezze della marca, di una campagna di marketing e promozione per il rilancio economico, turistico e commerciale, grazie alla collaborazione di Comune, Consorzio Tutela del Prosecco DOC e la compagnia irlandese, progetto che utilizzerà i canali social, le piattaforme, le app della compagnia fino a fine novembre, con l'obiettivo di andare ad intercettare i potenziali 14 milioni di utenti di 11 paesi. Qui stiamo investendo sull'autunno e sull'inverno, che sono poi le stagioni più adatte per visitare i centri storici, e quindi noi contiamo di recuperare il terreno perduto a causa del Covid con questa grande campagna promozionale che sono convinto darà dei risultati importanti proprio da un punto di vista turistico e di presenze nella nostra città. La campagna prevede un investimento da parte del Comune di Treviso di 110.000 euro, attraverso il quale si punta ad un ritorno per il settore produttivo minato dalla pandemia. L'investimento in termini di marketing con Ryanair è un investimento che porta per l'amministrazione un costo di circa 100.000 euro, ma che attraverso un accordo fatto tra Ryanair e il consorzio del Prosecco DOC andrà a replicare quell'investimento. Quindi noi spendiamo 1 euro, ma il ritorno in termini pubblicitari è di almeno 3 volte o 4 volte tanto. E sul tema della ripresa turistica, i numeri dei flussi di passeggeri transitati al Canova parlano di un recupero del 70% rispetto ai dati del 2019. Sull'aeroporto di Treviso siamo soddisfatti del fatto che stiamo registrando rispetto ai valori prepandemici un calo solo, tra virgolette, del 27%, il che significa che i circa 170.000 passeggeri che abbiamo ospitato nei primi 25 giorni di agosto e così come anche nel mese di luglio rappresentano un po' il 70% di quello che era il traffico dell'aeroporto di Treviso prima della pandemia. Dati relativi ai flussi di passeggeri dell'aeroporto Canova dopo lo stop, che inseriti nel contesto di questi mesi fanno ben sperare nella tanto attesa ripresa, dicono i vertici, così come i numeri sulle presenze registrate nelle mete turistiche della regione, che parlano per il mese di agosto ad un ritorno pre-pandemia con picchi del 97%, mentre per le città d'arte la ripresa procede più lentamente. Devo dire che è stata un'estate molto buona. Io già l'anno scorso dissi che il turismo sarebbe stato in ripresa già nel 2021, qualcuno mi diceva che soltanto nel 2024-25 avremmo avuto i tassi, diciamo, di occupazione pre-Covid. In realtà pensate che il lago di Garda, la costa veneta e la montagna nel mese di agosto ha sfiorato tassi del 97% di occupazione, che sono tassi elevatissimi che avevamo prima della pandemia. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco restate con noi. E rieccoci in diretta con il nostro telegiornale. Domani sera a Volpago del Montello, la tragedia del Moby Prince in uno spettacolo teatrale dalle grandi emozioni, per la prima volta in Veneto. Tante le vittime trevigiane, tra queste i coniugi Guzzo, residenti proprio a Volpago.
con lo spettacolo cerchiamo, non diamo, chiaramente non è il nostro compito, non diamo delle risposte, però abbiamo cercato di far risaltare quei buchi che a oggi ancora ci sono e che non permettono comunque, quei vuoti diciamo di consapevolezza che non permettono di capire esattamente che cosa è successo. Correva l'anno 1991, 30 anni sono passati e sulla tragedia del Moby Prince la verità sembra ancora lontana. Una commissione parlamentare d'inchiesta è stata istituita nel maggio scorso e in questa confidano i familiari delle vittime, 147 i trevigiani, la famiglia d'Altezzon di Biadene e i coniugi Guizzo di Volpago. E proprio a Volpago del Montello non a caso si terrà lo spettacolo teatrale della compagnia pisana Nave Europa con l'associazione 140 e l'amministrazione comunale. L'appuntamento venerdì sera alle 21 a Villa Loredan. Con ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria. Sul sito del comune è possibile accedere al link per la prenotazione. Ci sono ancora dei posti disponibili, quindi chi volesse venire a vederlo basta che si prenoti e può accedere, ovviamente con Green Pass. Teatro civile per non dimenticare uno dei tanti punti oscuri della storia recente del paese, storie di vite, famiglie interrotte e di comunità che nonostante i decenni non vogliono e non possono dimenticare. Il racconto di una vita oltre la disabilità alla Sagra di San Bartolomeo a Resana ha presentato il libro I colori della mia vita, scritto da Gianna Sbrissa. Tanta la gente che ha assistito lunedì sera a Resana durante la Sagra di San Bartolomeo alla presentazione del libro I colori della mia vita, scritto da Gianna Sbrissa. La scrittrice di Resana, ipovedente dalla nascita, ha descritto con abilità la sua infanzia, le difficoltà avute negli anni della scolarizzazione e i suoi 25 anni passati nel centro lavoro guidato dalla cooperativa Vita e Lavoro. In questo libro Gianna ci ha fatto emozionare, ha detto il sindaco Stefano Bosa, ci ha raccontato la sua vita difficile ma affrontata sempre con il sorriso. E il messaggio che lancia questo libro è proprio questo. Molte volte noi vediamo con gli occhi, qualche volta bisognerebbe anche guardare con il cuore, come ha fatto Gianna e come tante persone lo fanno. Gianna è riuscita a superare 1000 difficoltà anche grazie all'aiuto di progetti inclusivi che ora spera possano essere incrementati per aiutare altre persone come lei. Che possa partire qualche progetto come inclusione sociale e scolastica per poter di non farsi sentire persone con problemi di disabilità, ma di essere persone normali e essere trattati come persone normalissime come tutti. Oggi è la giornata mondiale del cane. Siamo andati al rifugio EMPA di Ponzano, dove oltre 100 cani aspettano una famiglia che li adotti. Quando arriva a casa un cane deve essere mondiale come la giornata, quindi deve essere un evento eccezionale, un evento che sconvolge la vita e che deve essere per tutta la vita e non dopo qualche mese, qualche anno avere ripensamenti perché per vari motivi si deve sempre trovare una soluzione di tenerlo il cagnolino. La festa per chi ha un cane in casa dovrebbe essere ogni giorno, questo è il messaggio che arriva dal rifugio dell'EMPA di Ponzano nella giornata mondiale dedicata agli amici a quattro zampe, una presenza che la pandemia ha rafforzato soprattutto tra bambini e anziani, alleati quindi contro la solitudine. Col periodo Covid è andata bene rispetto all'aspettativa, abbiamo avuto diverse adozioni andate a buon fine, probabilmente perché c'erano le persone erano più a casa, quindi tanti hanno pensato di portare a casa un membro della famiglia. Nonostante l'aumento delle adozioni, però qui a Ponzano ci sono tanti cani che ancora cercano qualcuno che si prenda cura di loro. Abbiamo qui da noi circa 130 cani, tutti in cerca di una nuova casa. E per chi un cane già ce l'ha, i consigli dell'esperta. E ogni cane ha la sua caratteristica, la cosa fondamentale è comprenderli e capire qual è la loro necessità
e cosa sta chiedendo il cane in quel momento, di cosa ha bisogno per stare sereno. Quindi la cosa fondamentale, forse più difficile, è proprio capire il carattere di quel cane e quello che ci sta chiedendo in questo momento. Rispettarli quindi, ma anche educarli per una convivenza lunga e serena. Educateli, perché così si può andare anche a mangiare una pizza in serenità e avendo il cane a fianco, senza aver timore che il cane, che ne so, si aggrappi al tavolo oppure, che ne so, si imbizzarisca verso le altre persone. Quindi amarlo tantissimo, ma educarlo è anche fondamentale. Spazio ora alle notizie da Belluno e provincia. Cresce anche nel bellunese il cluster di Covid tra un gruppo di lavoratori macedoni rientrati dopo le vacanze in patria. Un focolaio importante di Covid-19 emerso dal contact tracing attivato dopo la scoperta di positività diffusa fra cittadini macedoni rientrati in provincia dalle vacanze nel loro paese. Nessuno risulta vaccinato. Subito è scattata l'allerta. Al controllo con il tampone che hanno fatto, che dovrebbero fare obbligatoriamente, ma che hanno fatto spesso e volentieri perché il datore di lavoro li ha chiesto oppure perché hanno sviluppato una sintomatologia, sono emerse delle positività e quindi su numerose persone questo ha creato quello che è attualmente un focolaio abbastanza importante. Fondamentale l'attività di tracciamento disposta dall'unità di crisi del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria bellunese. È molto difficile in questi casi perché parliamo di persone che rientrano con viaggi in pullman, con persone che non conoscono ed è difficile tracciare correttamente tutte le persone che sono venute a contatto. Il cluster ha contribuito ad aumentare l'incidenza settimanale del contagio per 100.000 abitanti, fino ad ora ben sotto le medie regionale e nazionale, sulla quale si basano i provvedimenti con la limitazione delle aree. Siamo passati da 10-15 casi al giorno positivi a 30-35 casi al giorno, di cui la metà sono legati ad arrivi dai Balcani, in particolare dalla Macedonia. L'impegno è quello di gestire in modo aggressivo questi casi, spiega il dottor Cinquetti, anche con la proposta vaccinale per il contenimento del contagio. È una fase delicata dell'evoluzione epidemica in cui si lavora su questa necessità di incrementare fino all'80-85% la copertura vaccinale. Questi focolai rendono ragione della necessità di stringere un po' i tempi. L'azienda sanitaria sollecita chi rientra dalle zone dell'Est Europa a rispettare la norma che prevede l'esecuzione di un tampone molecolare o antigenico 72 ore prima dell'ingresso in Italia, isolamento fiduciario di 5 giorni con nuovo tampone gratuito prenotato dal Dipartimento di Prevenzione. Abbiamo oggi dato indicazione ai nostri centri vaccinali di favorire l'accessibilità per tampone per gli arrivi appunto da Macedonia, Kosovo, più in generale dai Balcani, proprio per evitare che il soggetto se ne vada e non esegua il tampone. E tra gli appelli alla vaccinazione che abbiamo raccolto in questi giorni c'è anche quello del dottor Gian Giacomo Nicolini, pediatra infettivologo dell'ULSS Dolomiti, un contributo su base scientifica per genitori ancora indecisi. Oggi vi racconterò le motivazioni per cui ho vaccinato i miei ragazzi contro il SARS-CoV-2 e per cui spero di riuscire a darvi delle indicazioni per vaccinare anche voi i vostri figli. Il dottor Gian Giacomo Nicolini, pediatra e specialista in infettivologia negli ospedali di Belluno e Pieve di Cadore e membro del direttivo della Società Italiana di Infettivologia in età pediatrica, spiega dati alla mano efficacia e sicurezza del vaccino mRNA approvato per i bambini sopra i 12 anni. L'efficacia è estremamente elevata, alcuni studi documentano addirittura il 100% di efficacia in età pediatrica anche nei confronti della variante Delta. Per quanto riguarda gli effetti collaterali, questi sono veramente rarissimi, molto poco importanti. Rarissimi gli effetti collaterali, 4 casi su 1 milione di soggetti vaccinati con risoluzione spontanea in pochissimi giorni. In questo momento delicato, afferma Nicolini, è fondamentale ridurre la trasmissione e la diffusibilità del virus per cercare di avere un effetto gregge e quindi di proteggere anche le persone che non si possono vaccinare. È importante avere una copertura dell'80%.
La quota che manca in questo momento è quella proprio dei nostri figli, dei nostri ragazzi. È molto importante poi che i nostri figli possano tornare ad avere una vita relazionale assolutamente normale, e questo nell'ambito domestico chiaramente, ma anche nell'ambito scolastico, nell'ambito sportivo, dove i protocolli potranno, nel momento in cui i ragazzi saranno vaccinati, cominciare ad essere un po' più leggeri. I nostri ragazzi hanno assolutamente bisogno di tornare alla loro socialità, aggiunge Nicolini, che precisa ancora. È vero che i ragazzi si ammalano meno e si ammalano con una sintomatologia meno importante rispetto agli adulti, ma abbiamo anche avuto anche qui a Belluno dei casi importanti, per cui con terapie più prolungate nel tempo, con risoluzione più lenta nel tempo, quindi non pensiamo che sia sempre proprio un virus innocuo anche nei confronti dei nostri figli. Io i miei ragazzi più grandi in età da vaccino li ho vaccinati, e voi? Parliamo ora di cimiteri e della loro manutenzione. Chi va in cimitero vive un dolore, vorrebbe trovare attorno a chi ha perduto pace e tranquillità e si arrabbia se non ci sono ordine e pulizia. Così i cittadini del capoluogo giudicano quello che vedono. Male dovrebbe essere più curato, specialmente da questa parte centrale. L'erba alta, dopo tagliano l'erba, lasciano per terra tutto e quando piove ci sono le buche d'acqua. Adesso è tenuto bene perché stanno lavorando. Perché prima invece? Prima c'era così, accontentarsi. Dopo è stato un periodo, si vede che c'erano pochi operai e era un po' più trascurato. E adesso invece vedo che falciano di più l'erba e tengono un po' più pulito. Adesso ad esempio vede l'erba è tagliata, ci sono dei periodi in cui l'erba cresce e dovrebbe essere fatto più spesso, però già così è già a posto secondo me. I cimiteri del comune di Belluno sono 12, a tenerli in ordine sono 3 dipendenti della comunità montana di Belluno e Ponte nelle Alpi, che hanno in carico anche i 2 di Ponte. Fanno, ma da quando iniziano il giro a quando ritornano in un posto inevitabilmente passa del tempo. I cittadini più arrabbiati preferiscono tacere per la paura di esagerare. Questa è la risposta della pubblica amministrazione, in particolar modo in materia di diserbanti messi al bando. Si potrebbe fare di più se usassimo il glifosato che abbiamo bandito dal 2018, perché abbiamo fatto una scelta ambientale, una scelta per i cittadini, per la salute dei cittadini. Senza contare infine che il tempo non ha aiutato. Vorrei ricordare che siamo in una città molto piovosa, a maggio in 31 giorni ne ha piovuti 28. Da un lato l'abbondanza d'acqua che fa crescere l'erba, dall'altro lato il fatto di non poter tagliare l'erba. La protesta di una cittadina di Dosoledo sui cantieri fantasma lungo la 52 Carnica, nel tratto che collega il Comelico alla Val Pusteria, ha smosso le acque. L'ANAS ha comunicato tramite il Comune di Comelico Superiore che i lavori di somma urgenza in corrispondenza del cedimento stradale presenti verso il passo Montecroce Comelico riprenderanno non appena l'impresa appaltatrice dei lavori, la Veneta 21, si sarà approvvigionata dei materiali, mentre l'intervento nel cantiere posto poco più a valle riprenderanno la prossima settimana. Dopo le innumerevoli sollecitazioni dei cittadini comeliani che lavorano in pusteria, è bastato un servizio televisivo per far materializzare 2 ordinanze dell'ANAS, il cartello di inizio lavori, oltre alle strutture necessarie alle maestranze. Ed ora il meteo, le previsioni segnalano tra la serata di oggi e le prime ore del mattino di domani una fase di breve instabilità sul settore nord-orientale della nostra regione. Sono possibili temporali che potrebbero localmente essere anche intensi, con forti rovesci locali, grandinate e raffiche di vento. In particolare nella zona di montagna si potrebbero innescare fenomeni franosi superficiali con possibilità di innesco di colate rapide, in particolare nell'area del bacino Piave Pedemontano. Ed è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni con il nostro meteo. Arrivederci. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza.
Bentrovati al meteo. Un impulso instabile proveniente da nord-est attraversa il nostro territorio. Il tempo non peggiorerà in maniera decisa, ma comunque qualche disturbo ci sarà. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto nuvolosità irregolare, a tratti estesa al mattino, alternata comunque a schiarite più ampie. In pianura saranno probabili precipitazioni sparse, specie sui settori più sud-orientali. Sulle zone montane, a partire dalle ore centrali, saranno possibili anche qui locali piovaschi. Venti moderati dai quadranti orientali. Temperature in sensibile calo e ben inferiori alla media del periodo, minime comprese tra 13 e 19 gradi, massime invece tra i 23 e i 27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione con sole prevalente ma anche con occasionali precipitazioni sui rilievi. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, massime sui 25 e 26 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo un contesto simile con ampio soleggiamento. Anche in questo caso però nel corso del pomeriggio non si escludono degli acquazzoni. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 27 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza.